Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora continuiamo la nostra serie di partite che si svolsero nel 2013 fra Carlsen, lo sfidante, Anand, il campione del mondo in carica, e finora abbiamo visto che Carlsen ha 2 punti di vantaggio sul giocatore indiano. 2 vittorie che alla lunga possono essere veramente pesanti. Se questa partita io credo sia molto decisiva, se Carlsen vincerà anche questa partita avrà 3 punti di vantaggio e a livello psicologico sarà veramente finita per Anand. Quindi Anand col bianco dovrà cercare assolutamente un gioco attivo di vincere, anche perché appunto gioca con i bianchi, mentre magari Carlsen, avendo 2 punti di vantaggio, si accontenterà anche di una patta giocando con i neri. Tanto c'è Anand che aspetta il suo avversario mentre sorseggia la sua solita tazza di tè, e finalmente vedremo poi l'entrata l'entrata normalissima di Carlsen. E la cosa che mi lascia sempre scioccato è che i due giocatori non si guardano mai negli occhi, sembrano due completi estranei. Così giochiamo, va bene. Andiamo, vediamo com'è andata la partita. E4, E5, l'abbiamo già vista, cavallo F3, cavallo C6, spagnola, cavallo F6, difesa berlinese, D3, variante tranquilla. Questa è una variante tranquillissima, il pedone da D3 sostiene il pedone centrale e libera la diagonale all'alfiere camposcuro. Alfiere C5, alfiere per C6, D per C6. Ora è vero che il nero ha i 2 pedoni doppiati, ma come compenso ha la coppia di alfieri, che può essere cosa buona e giusta. Ovviamente il bianco si è liberato dell'alfiere campochiaro, che è quello che definiremo alfiere meno buono, perché è l'alfiere posizionato sulle case dello stesso colore dei propri pedoni, mentre decide di rimanere con l'alfiere camposcuro, che invece è di colore opposto rispetto alla propria catena di pedoni. La partita continua con cavallo in B va in D2, con la solita idea di manovrare cavallo F1, cavallo G3, tipico per il bianco della Ruy Lopez, alfiere G4, H3, alfiere H5. Ora si può minacciare anche un G4 con l'idea di l'alfiere torna qui, ma invece c'è la semplice manovra, come dicevamo, cavallo F1 che va in G3, dove da G3 si minaccia questo alfiere che è costretto ad andarsene. Vediamo cosa sarebbe potuto accadere su G4, cavallo G6, ora c'è questo pedone che non è protetto, ma cavallo C4, doppio attacco su questo pedone non protetto, e qui cavallo D7 con l'idea poi di sostenere con F6. In caso di cattura, guarda cosa sarebbe accaduto. Cattura. Il bianco sembra essere in vantaggio di un pedone, ma c'è donna D4 con minaccia sul cavallo e minaccia abbastanza importante su F2. Dunque non si può giocare così, motivo per cui Anand preferisce giocare F1 per poi andare in G3. Segue cavallo in D7, cavallo G3, l'alfiere in G6 sarebbe troppo sacrificato, perciò Carlsen decide di dare il proprio alfiere campochiaro al bianco. Ok, siamo in una situazione di parità. Ora viene giocata la spinta G6, anche questa è una tipica difesa in questo tipo di partite. Si cerca di occupare le case F5 e H5 per il cavallo per renderlo inoffensivo, e inoltre ora sì, c'è un po' l'arrocco indebolito, perché adesso il bianco ha possibilità di giocare alfiere in questo modo. Probabilmente ora il nero vuole fare un arrocco lungo, visto che ha indebolito così tanto la struttura. Alfiere 3, i 2 alfieri si guardano e forse anche il bianco ha in mente di fare un arrocco lungo. Donna E7, proteggendo il proprio alfiere e liberando il re all'arrocco lungo, e ora colpo di scena, arrocco lungo. Wow, una partita veramente aggressiva. Cavallo in E2, visto che questo cavallo non aveva di meglio qui, no? Abbiamo già detto che il cavallo non ha case dove andare, quindi
il bianco cerca di riposizionare il cavallo. Torre in H va in E8, re in B1, questa è sempre una buona mossa quando si fa l'arrocco lungo, cercare di centralizzare il re al centro dei 3 pedoni per una posizione più solida. B6, B6, interessante. H4, ora l'idea di Anand è quella di andare a cercare di rompere un po' questi pedoni. Re B7, H5 e su questo Carlsen è impassibile, fa finta che questo pedone non esista. Cambio di alfieri, ok, ci sono stati un bel po' di cambi che rendono la posizione meno tagliente. Cavallo in C5, ottima casa per questo cavallo. H per G6, H per G6, G3. L'idea probabilmente è quella di andare a sostenere una spinta su F4 e ora A5. Anche il nero inizia una piccola avanzata sull'altra ala. Torre H7. La torre ora inchioda questo pedone e si minaccia anche il raddoppio di torri, che potrebbe essere pericoloso. Torre H8 chiedendo un cambio di torri, raddoppio di torri, cattura di torre e donna in F6. L'idea di donna F6 è cercare innanzitutto di controllare questa casa, ma soprattutto di controllare questa casa, quindi chiedendo un altro cambio di pezzi. F4, torre in H8, cattura, 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 cattura. Siamo arrivati in questa posizione, che è un finale a tutti gli effetti di donna e cavallo. Il numero di pedoni è lo stesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sembra essere abbastanza pari come situazione, andiamo a vedere come continua. Donna in F3, F5, cattura, cattura. Ora i due giocatori hanno un pedone isolato a testa. C3, mossa interessante, C3 molto interessante, si minaccia questa mossa qui. Ovviamente il nero riuscirebbe a togliersi tranquillamente tramite, supponiamo una mossa abbastanza inutile del nero, questa mossa qui porterebbe a donna E4, costringendo il cambio delle donne ed una posizione di questo tipo. La partita invece continua con cavallo in E6 da parte di Carlsen, re in C2 che va a rafforzare la propria struttura, cavallo G5 minacciando la donna che va in F2, il cavallo torna in E6, la donna torna in F3, il cavallo torna in G5, siamo alla seconda ripetizione della posizione, donna F2 e su cavallo in E6 Carlsen scrive la mossa e allunga la mano chiedendo la patta e Anand accetta. Dunque questo settimo gioco finisce in una posizione di pareggio. Rimangono i 2 punti di vantaggio del norvegese e andremo a vedere come andranno i prossimi giochi. La partita è veramente, il match è sul filo del rasoio, nel senso che un'ulteriore vittoria di Carlsen renderebbe sempre più sicura la sua vittoria del match. Ovviamente noi sappiamo già com'è andata, ma non sappiamo come saranno le prossime partite. Ci vediamo presto col gioco 8. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!